Elezioni comunali, resiste a Treviso l'alleanza Lega-Forza Italia, malgrado la rottura a Vicenza, il braccio di ferro tra le segreterie continua, ma per gli azzurri della Marca la coalizione non si tocca. Dopo aver rubato in un negozio sono fuggiti lungo l'argine del Sile in centro, inseguiti dalla polizia. Alla fine i due, un uomo e una donna, stranieri, sono stati bloccati ed arrestati. Raid di furti nella notte a Cairano di San Marco, presi di mira gli impianti sportivi e le scuole medie del paese. Non è la prima volta che accade, magro il bottino ma ingenti i danni. Protesta degli operai alla punto riciclo di Ponzano, di proprietà dell'imprenditore coinvolto nell'inchiesta di Fanpage. Reclamavano soldi arretrati sul posto per riportare la calma ai carabinieri. Vigilante anti-bulli nelle scuole di Castelfranco, il progetto pilota ha presentato ai presidi la figura per prevenire disagi e prevaricazione tra i ragazzi. Code e traffico in tilt per tutta la giornata lungo la A4, il primo tamponamento questa notte all'altezza di Roncade tra mezzi pesanti, poi raffica di incidenti a catena. Sorvolo del centro storico di Treviso, degli aerei in partenza dal Canova, c'è l'ok dell'aeronautica, il piano per alleggerire l'impatto su Quinto non piace a Treviso che vuole conoscere i numeri e chiede un incontro ad ENAC. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. La politica in primo piano perché resiste a Treviso l'alleanza tra Lega e Forza Italia, malgrado la rottura a Vicenza. Il braccio di ferro tra le segreterie regionali continua, ma gli azzurri della Marca sono pronti a difendere con le unghie e con i denti l'accordo. Sentiamo. Un conto è la prova di forza, un altro la realtà. Lo pensano ma non lo dicono i rappresentanti trevigiani di Forza Italia alle prese con la grana Vicenza. L'alleanza per Treviso resiste. Il coordinatore provinciale Fabio Chiesa anche oggi ribadisce che non ci sono motivi per cambiare rotta, salvo un'eventuale imposizione dall'alto, che sarebbe evidentemente sgradita. Lo stesso commissario Adriano Paroli, pur richiamando la Lega all'ordine, è pronto ad ascoltare la voce di Chiesa e i suoi. Andrea De Checchi, coordinatore di lista e vice sindaco di Conte in caso di vittoria, commenta così l'ipotesi di rottura. È qualcosa che non prendo neppure in considerazione perché la convergenza con gli alleati sul progetto di Treviso, l'affiatamento che esiste tra me e Mario Conte, il nostro tandem per riportare il centrodestra al governo della città è talmente consolidato e talmente ben avviato e con progetti talmente seri per la città che è un'ipotesi che non contemplo neppure. Sinceramente non credo che a questo punto possa saltare un accordo di questo tipo, dato che ormai siamo riusciti faticosamente a mettere insieme tutto il centrodestra, una corsa solitaria di Forza Italia la vedo in difficoltà. La Lega e il resto del centrodestra sarebbero in grado di vincere comunque, aggiunge Caner pur con un giro di parole, e Gentilini rincara. Io credo che una ripercussione a Treviso sarebbe un atto demenziale. Perché il mio credo è sempre stato che la politica deve rimanere al di fuori delle porte delle amministrazioni delle città. E quindi io prego i responsabili politici di ricompattarsi perché prima bisogna pensare all'uomo, ai cittadini e alla città e poi le diatribe politiche. E sulla questione è intervenuto il candidato sindaco del centrodestra Mario Conte, ospite ieri sera a 20:10. Sentiamo. Tutte telefonate per tranquillizzare l'ambiente che la partita su Treviso si continua a giocarla in squadra come abbiamo fatto fino adesso in modo assolutamente responsabile. Anche questa sera c'è stato un incontro con gli alleati, compreso Andrea De Checchi, con il quale il tandem Vi siete visti quindi poco fa? Sì. Ci siamo sentiti, io purtroppo per venire qui in trasmissione ho saltato l'incontro, ma c'erano già un segnale di tensione. No, assolutamente, anzi ci tengo a sottolineare che il binomio Conte-De Checchi sta correndo molto forte, ve le spiegate, quindi la cosa che mi fa piacere è che l'atteggiamento responsabile di questa coalizione, con tutte le difficoltà che ci sono state per crearla, oggi è più unita che mai, quindi anche le notizie che provengono da altre province in questo momento non ci stanno assolutamente disturbando. Il materiale elettorale è ormai anche già esposto perché proprio oggi sono usciti i primi 3x6 in città, quindi c'è anche il logo di Forza Italia. Sono assolutamente convinto che non ci siano possibilità di spaccatura a livello comunale. La cronaca ora con il rocambolesco inseguimento in centro a Treviso di due ladri che in via del Tezzone hanno scavalcato il parapetto cercando di scappare lungo l'argine del Sile, ma sono stati catturati.
Inseguiti e arrestati dopo una rocambolesca fuga tra gli sguardi dei passanti che affollavano il centro. In manette ieri pomeriggio a Treviso una coppia di stranieri, ecuadoregna di 29 anni lei, peruviano di 35 lui, entrati poco prima in un negozio di abbigliamento, dove hanno distratto la commessa e si sono impossessati del suo portafoglio contenente 600 euro e una videocamera. Quindi se ne sono andati qualche minuto e la vittima si è resa conto di essere stata derubata. Con un collega li ha raggiunti, loro hanno negato, quando li ha minacciati di chiamare la polizia hanno cercato di scappare lungo l'argine del Sile. Siamo arrivati con 2 volanti che erano in zona, li abbiamo immediatamente fermati dopo un breve inseguimento, abbiamo dovuto superare anche qualche recinzione e nel giardino di una casa privata siamo riusciti a fermarli ed arrestarli. Lei ha subito sostenuto di essere incinta così da evitare il carcere. Ci sono voluti gli esami del sangue in ospedale per accertare che si trattava di una bugia. Tutti e 2 avevano precedenti per furto, lei aveva anche qualche precedente per reati più gravi. Abbiamo trovato e restituito immediatamente sia il portafogli che la macchina fotografica alle 2 vittime. Protesta dei lavoratori ieri fuori dalla sede dell'azienda Punto Riciclo di Via Piave a Ponzano Veneto, l'azienda di Stefano Fuso, l'imprenditore finito nella bufera per l'inchiesta shock di Fanpage su migranti e rifiuti. Ieri pomeriggio alcuni dipendenti stranieri che avanzano ciascuno poche centinaia di euro hanno inscenato una protesta. L'imprenditore ha chiamato i carabinieri che sono intervenuti placando gli animi ed invitando gli operai ad uscire dal cancello della ditta. Tutto si è risolto in mezz'ora. Ed ancora cronaca, porte sfondate, finestre rotte, raid notturno a Cairano di San Marco. I ladri sono entrati negli impianti sportivi e nella scuola media. Magro il bottino, tanti i danni. Vediamo. Hanno fatto un macello. Siete presi di mira? Sì, proprio una cosa. Il raid notturno agli impianti sportivi di Via della Pace a Cairano San Marco indigna e preoccupa. Non è la prima volta che le sedi delle associazioni sportive di calcio, volley, tennis e bocciofila vengono visitate dai ladri. I malviventi anche questa volta hanno sfondato indisturbati porte e finestre, mettendo letteralmente a soqquadro tutti gli uffici delle varie società nella vana speranza di trovare del denaro contante, che poi sono riusciti a racimolare quando hanno deciso di scassinare le macchinette del caffè, ottenendo però solo un bottino di qualche decina di euro. L'unico oggetto di valore che sono riusciti a portar via è un PC portatile. Ammontano invece a centinaia di euro i danni che ora le società saranno obbligate a spendere per le riparazioni. Hanno scassinato tutte le porte qua. Ma è una vergogna, perché qua, da quando che sono qua io, hanno già fatto 2 tentativi e questa volta sono entrati. E poi hanno subito altri 3 furti. Nel mirino dei ladri anche la vicina scuola media, già razziata poco tempo fa di alcuni computer da aule e laboratori. Un colpo che ha fatto arrabbiare non pochi in paese. Per la comunità anche più che altro. Anche per i miei nipoti che gli è dispiaciuto perché anche il suo computer che adoperavano a scuola non ce l'ha più, adesso devono comprarli. È l'ennesimo atto di piccola criminalità che colpisce le strutture portate avanti con fatica da volontari. Per difendersi da questa banda di ladri vandali servirebbero delle telecamere di videosorveglianza e le inferiate alle finestre. Giornata caratterizzata da una serie di incidenti di diversa entità lungo l'autostrada 4, una catena di sinistri iniziata nella notte con un tamponamento tra mezzi pesanti all'altezza di Roncade, poi proseguita durante la mattinata ed il primo pomeriggio. L'ultimo incidente accaduto alle 15 è un tamponamento tra 5 mezzi pesanti tra Portogruaro e La Tisana. Inevitabili le congestioni e i blocchi del traffico. Autostrada chiusa per un certo periodo di tempo nel pomeriggio all'altezza di Portogruaro. Hanno operato naturalmente i mezzi di soccorso, vigili del fuoco e 118. Nell'ultimo sinistro è rimasta ferita una persona. Parliamo ora di bullismo perché parte da Castelfranco un progetto pilota per combattere appunto un fenomeno sempre più dilagante nelle scuole. Sentiamo di cosa si tratta.
L'ultimo episodio in ordine di tempo è il caso della tredicenne che ha tentato di suicidarsi gettandosi dalla finestra della scuola nel Veneziano, vittima di cyberbullismo, un fenomeno difficile da arginare ma soprattutto in preoccupante aumento, fenomeno che va combattuto con tutte le forze. Così a Castelfranco presto potrebbe partire un progetto pilota, il primo in Italia, un vigilante nelle scuole per combattere bullismo, droga e disagio giovanile. È una figura nuova che innanzitutto dovrebbe essere formata, dobbiamo avere del personale che si è occupato di sicurezza, potrebbe essere ex carabinieri, piuttosto del personale insomma, che ha avuto a che fare con investigazioni, di quel mondo lì, che però deve essere formato anche sugli aspetti educativi, perché all'interno della scuola dovrebbe avere dei compiti e degli obiettivi ben precisi. Come lavorare in collaborazione con gli insegnanti, con il personale ATA, presidiare le zone a rischio e osservare i ragazzi che hanno problemi relazionali. Perché il contesto scolastico deve essere depurato da tutta una serie di tossicità che vanno a incidere sulla qualità della vita e sulla capacità di apprendimento e di conoscenza dei nostri ragazzi. Un addetto alla sicurezza che dovrebbe vigilare nelle scuole dalle elementari alle superiori, progetto presentato da Borsellino, psicologo dell'USE, e dal maresciallo in pensione Antonio Currò. Soddisfatti anche gli insegnanti. Il progetto deve essere visto come un'opportunità di fare squadre, di fare reti tra più istruzioni e tra più formazioni. Ora pensiamo a Castelfranco Veneto, che ci sono oltre 9 istituti superiori, e sarebbe bello poter pensare che i 9 dirigenti delle scuole superiori possano creare un'opportunità perché questo progetto possa diventare un qualcosa di laboratoriale e anche entrare in campo a tutti gli effetti. Ovviamente il vigilante non potrà fare attività di indagine non autorizzate o operazioni di perquisizione. Ancora cronaca, fatture false per evadere il fisco. Dalla Calabria l'indagine è arrivata anche in Veneto con sequestri in provincia di Treviso e a San Stino di Livenza. Sono arrivati anche a Treviso e Venezia i militari della Guardia di Finanza di Sibari nell'ambito di un'indagine su fatture false per evadere il fisco. Sequestrati beni per 1.600.000 euro riconducibili ad una società operante nel settore dei trasporti, 28 tra auto, motrici, semirimorchi, una villetta, un terreno, quote societarie e conti correnti. Dall'indagine della finanza è emersa una frode fiscale caratterizzata dall'utilizzo di crediti IVA, fittizi o inesistenti, precostituiti in compensazione di imposte e contributi INPS dovuti. Un'attività fraudolenta che secondo l'accusa è iniziata già dopo l'avvio dell'attività, avvenuta nel dicembre 2012 e portata avanti grazie ad una serie di annotazioni contabili inesistenti realizzate anche attraverso l'utilizzo di false fatturazioni. Sorvolo del centro storico di Treviso degli aerei in partenza dal Canova, ora c'è l'ok dell'aeronautica militare. Il piano per alleggerire l'impatto su Quinto non piace però a Treviso, che vuole conoscere i numeri e chiede un incontro ad ENAC. Sentiamo. Aeroporto Canova, anche il capoluogo, dovrà fare i conti con rotte e rumore, se è vero che per alleggerire l'impatto sul comune di Quinto una parte dei decolli ed atterraggi dovrà essere effettuata verso il capoluogo con sorvoli sui quartieri di Sant'Angelo, San Zeno e Sant'Antonino. Il comune di Treviso, contrario al progetto, ha chiesto ad ENAC un incontro. Oggi intanto si è tenuta l'audizione del capitano Roberta Tecchiato, che ha illustrato le procedure di decollo che servono a codificare le rotte alle quali tutte le compagnie aeree si dovranno attenere. Lo studio prevede che il decollo non avvenga alla massima potenza per rispettare le procedure antirumore. Attualmente, in condizioni meteo avverse, intensità e direzione del vento, i decolli su Treviso contemplano il sorvolo del centro storico perché in direzione della pista. Dalla relazione emerge poi la libertà da parte dei piloti di scegliere la rotta. Rimane il problema del numero dei sorvoli proposti da ENAC per alleggerire l'impatto acustico ed inquinante su Quinto, e su questo il sindaco ha chiesto un incontro a breve con i vertici regionali dell'ENAC. Intanto Save conferma di voler andare incontro alle esigenze dei territori. Noi abbiamo cercato di venire incontro alle esigenze del territorio, abbiamo ridotto i nostri piani di sviluppo cercando di ridurre il numero di voli, abbiamo ridotto l'orario giornaliero di operatività del territorio. Nello stesso tempo il numero 1 di Save rinfocola le polemiche con una dichiarazione che sicuramente attirerà ancora una volta le ire dei residenti di Quinto, San Giuseppe e Canizzano. Forse tutti quelli che hanno comprato i terreni e costruito le case vicino all'aeroporto potevano ben immaginare che un aeroporto crea del rumore.
La sanità ora, la Regione del Veneto ha autorizzato l'azienda Zero a procedere all'acquisizione di 24 nuovi mammografi digitali e digitali con tomosintesi per un valore di 2.880.000 euro. Il 22 aprile sarà la terza giornata nazionale della salute della donna, non poteva esserci un momento migliore per dare il via ad una nuova operazione di potenziamento di strumenti fondamentali per la prevenzione e la diagnosi del tumore al seno, come i nuovi mammografi che andranno a rafforzare la rete tecnologica anticancro sul territorio, lo dice l'assessore alla sanità Luca Coletto. Nella Marca 2 i nuovi mammografi digitali che arriveranno all'ospedale di Vittorio Veneto e di Montebelluna. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità, linea alla regia, tra poco. E rieccoci in diretta con l'edizione trevigiana dei nostri TG. Andiamo ora a Conegliano. È da 3 mesi che in via Vigna, nel quartiere San Paolo, la raccolta porta a porta di Savno non riesce ad effettuarsi con la normale continuità. Sentiamo perché. Gli operatori di Savno, quando sopraggiungono in via della Vigna, sono costretti a rinunciare al porta a porta. Il motivo? Quando alcune auto sono parcheggiate, i loro mezzi non riescono a transitare in sicurezza nella stretta via. Fra le continue proteste da parte dei residenti a causa del servizio discontinuo, visto che da 3 mesi le immondizie si prelevano solo quando nella via non vi sono auto in sosta, gli animi fra utenti e operatori Savno sono sempre più tesi. Questa mattina l'epilogo. L'addetto alla raccolta ha chiamato in aiuto le forze dell'ordine quando un residente l'ha aggredito prima verbalmente e poi, spingendo la porta dell'automezzo, gli ha schiacciato la gamba. Sul posto è sopraggiunta in pochi minuti una volante della polizia locale. Sì, è stato richiesto un intervento, inizialmente sembrava per un incidente stradale, poi giunti sul posto hanno verificato invece che si trattava di un diverbio tra un residente di via della Vigna e un autista di Savno che era addetto alla raccolta dei rifiuti solidi urbani nella zona. Da tempo la polizia locale e la dirigenza di Savno cercano una soluzione per rimediare al problema. 2 ipotesi sono al vaglio e in attesa di consenso: il divieto di sosta lungo tutta la via nei giorni di prelievo immondizie o la raccolta dei rifiuti all'inizio della via. Un residente si è preso l'incarico di andare a sentire un po' tutti gli altri e se fanno una raccolta di firme e optano per questa soluzione, per noi va bene. L'importante è riuscire a espletare il servizio di raccolta. Intanto c'è chi pensa che con un minimo di buon senso questi problemi non ci sarebbero. Per colpa di uno dei nostri vicini di casa, cioè lui si rifiuta di mettere l'auto dentro per motivi suoi personali, dobbiamo rimetterci tutti, questo quando per un giorno basta spostare una macchina che è solo un'auto in tutta la via. Altrimenti voi cosa sarete obbligati a fare? Ecco, noi altrimenti applicheremo il divieto di sosta nei giorni e negli orari di raccolta che Savno ci indicherà. Violenza contro le donne, un fenomeno che va combattuto con tutte le forze, troppi i casi segnalati negli ultimi tempi. Così Jesus Gomes, la brasiliana che abbiamo conosciuto nelle scorse settimane quando ha attraversato la provincia di Treviso a piedi, ma che sta attraversando tutto il Veneto a piedi, ha dato il via a una singolare iniziativa presentata al Vinitali. Vediamo. Panchine rosa da sistemare in tutti i comuni, ben 574 del Veneto. Panchine per dire basta alla violenza contro le donne. L'iniziativa, che ha già avuto il consenso di molte amministrazioni comunali, è partita da Jesus Lei, la brasiliana che ha scelto di attraversare il Veneto comune dopo comune a piedi per scoprire le bellezze e conoscere le tradizioni e le storie dei paesi. La panchina perché io ho camminato da donna e mi chiedevano in tanti se avevo paura. E questa cosa mi ha fatto tanto riflettere su questa che è una tematica, dico sempre che è una malattia che non ci sono farmaci che possono curare, che è quella dove la donna ha paura della violenza. Così, dal detto al fatto, ha portato avanti il suo progetto Panchine con una valigia. In questa panchina vogliamo dire questo: prendi la tua valigia con i tuoi sogni, con la tua libertà e vattene, perché non puoi subire. Primo comune a posizionare le panchine rosa, Bardolino. È un'iniziativa mirata a sensibilizzare le persone su un problema che è diventato una vera e propria piaga sociale
e quindi nel momento in cui mi ha proposto di aderire io ho raccolto e mi sono immediatamente attivato per essere partecipe di questo progetto. Anche il governatore Zaia, seduto comodamente in una delle panchine, plaude l'iniziativa. Le panchine saranno delle pietre miliari che segneranno un percorso, quindi se si fa questo percorso in rosa, che è un percorso che vuole parlare di difesa della donna, lo si fa andando da panchina a panchina, da città a città, e quindi un percorso veneto. Dall'altro il contenuto appunto che è quello culturale, che è quello di civiltà, e penso che debba essere dato atto che questa è una bella iniziativa. Uno sguardo ora alla nostra programmazione serale, torna tra poco 20:10, ancora la politica in primo piano, ospite in studio di Ferdinando Avarino, Domenico Lo Sappio, candidato sindaco di Treviso per il Movimento 5 Stelle. E poi alle 21:15 torna come ogni venerdì la nostra prima serata con la Zanzega speciale Vinitali, con il presidente della regione Zaia, l'assessore regionale Federico Caner, un viaggio nella cultura del vino. Appuntamento quindi alle 21:15. Ed è tutto per questa edizione, vi lascio come sempre al nostro meteo. Arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. L'anticiclone Apollo si espande sul nostro territorio. Vediamo il dettaglio di giovedì 19 aprile. Sul Veneto sarà una bellissima giornata all'insegna del sole. Non sono attese infatti precipitazioni. Sulla nostra regione il cielo si presenterà quasi del tutto sereno e limpido su tutti i settori. Le temperature minime saranno comprese tra 9 e 12 gradi. Valori massimi in aumento oscillanti tra 22 e 25 gradi. Nessuna variazione di rilievo sul Friuli Venezia Giulia. La nostra grafica ci mostra che anche qui sarà una bellissima giornata di sole ovunque, non sono previste piogge. Il cielo infatti risulterà sereno su tutti i settori. Le temperature minime si attesteranno intorno agli 11 gradi. Valori massimi gradevoli compresi tra 23 e 26 gradi. Poche variazioni se ci spostiamo sul Trentino Alto Adige. Sin dal mattino e per tutto l'arco della giornata il sole sarà dominante. Il cielo infatti si presenterà sereno e terso su tutti i settori della nostra regione. Diamo uno sguardo alle temperature. Le minime saranno comprese tra 9 e 13 gradi. Valori massimi invece oscillanti tra 25 e 27 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere.